Vaso 10, vaso che abbiamo negli anni dedicato sempre alle varietà colorate, alle specialità. Quest'anno abbiamo deciso di dedicargli un pochino più spazio anche per quanto riguarda il colore classico rosso, perché sempre più è diventato un vaso importante anche a livello commerciale e quindi anche testare varietà rosse in questa taglia diventa interessante. Ovviamente è una taglia che diventa più facile tecnicamente, però non tutte le varietà hanno la stessa riuscita. Quindi qui vedete moltissime varietà rosse a livello sia commerciale che siglato. Alcune le abbiamo già viste dall'altra parte, in questo caso abbiamo la serie che abbiamo già visto nel vaso 14. E come vedete qua le piante sono tendenzialmente più mature rispetto alla serra del vaso 14, abbiamo avuto moltissimo sole in questo mese e questa serra spinge moltissimo la maturazione, quindi diciamo che qui rispetto a una coltivazione normale siamo forse una decina, una quindicina anche di giorni più avanti. Comunque permette di vedere le piante come sarebbero a Natale. Qui passiamo invece a un paio di bancali di varietà bianche. Alcune le abbiamo già viste nel 14, alcune sono presenti solo qui. Come vedete si riconferma quanto detto in precedenza, sono praticamente tutti bianchi puri o comunque si avvicinano molto al bianco puro. Qui torniamo su qualche varietà rosso aranciato, però la grande maggioranza sono varietà colorate. Si riconferma l'interesse per esempio della varietà gialla Golden Glow, la cito perché è l'unica di quel colore. Rivediamo il glitter che abbiamo visto nel vaso 14, quello nuovo, accanto ai glitter già conosciuti e affermati. Rivediamo Sky Star, la punteggiata che è venuta fuori l'anno scorso come novità assoluta come tipo di brattea su stella di Natale. E qui abbiamo un paio di serie, quindi varietà che accanto al rosso hanno altre colorazioni, sia a livello sperimentale come nel caso di Robin, sia a livello già commerciale da molto tempo come Christmas Beauty. Qui invece passiamo a delle specialità, quindi la brattea arricciata con una siglata e un paio di varietà commerciali. La Christmas Mouse, altra novità emersa negli ultimi anni, a cui si affianca la rosa quest'anno, nella tipologia diciamo che nasce dalla Prinsettia, un paio di varietà sperimentali nuove, le Multi, e tutta la serie J'adore, che è decisamente molto gradevole. Ovviamente qua parliamo di un prodotto diverso dalla Prinsettia tradizionale, che però sta abbastanza incontrando anche a livello di mercato.